Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Si comincia questa 46esima riunione del 2025 con una prova per le femmine di 2 anni che non abbiano vinto 1.500 euro in carriera, cavalle con poca esperienza all'attivo. C'è una favorita nel numero 2 di Icefield Horse, cavalla presentata dal team Barbieri di Gianmarinaro. Discreta prova di qualifica per lei. Le alternative sono Illy Pop Bar, presentata dal team Romanelli con Vincenzo Luongo in salchi, e Irene Point, Andrea Farolfi per Walter Zanetti. La macchina che inizia a prendere velocità sulla curva di sinistra, le puledre sono tutte ben allineate dietro le ali dell'autostart, tende a ritrarsi dal 6 Irma dei Greppi, parte piano anche Isolde Gad, problemi per Inadipa. E si parte con la velocità da parte di Irene Point, che prende l'iniziativa nei confronti di Icefield Horse. In terza posizione Illy Pop Bar, ha sbagliato Irma dei Greppi. Quarta numero 6 Irma dei Greppi, Inca Luis, squalificato. che precede Infinity Mark, e alla retroguardia Isolde Gad. 200 metri iniziali passati in 15.8 da Irene Point, una figlia di Vivi Wise AS che conduce liberamente. Alle sue spalle sempre Icefield Horse, che precede Illy Pop Bar, le prime 3 favorite nelle prime 3 posizioni. Dopo 400 metri in 32.6, fila indiana con il ritmo lento imposto da Andrea Farolfi al comando, che permette ad Irene Point di accorciare un po' la distanza. 600 in 49.7 sul piede dell'1.22.8 al chilometro, praticamente di nulla. E così Irene Point in vantaggio, Icefield Horse nella sua scia, terza posizione sempre per Illy Pop Bar, che precede Inca Luis, Infinity Mark e Isolde Gad. 1.5,5 i primi 800 metri di corsa, non cambia nulla, parziali lenti costanti imposti dalla battistrada Irene Point, che si porta sempre in scia Icefield Horse e quindi Illy Pop Bar. Chilometro in 1.21,6, frazione in 16 per la curva di destra. La battistrada inizia ora ad allungare, prova a mettere il naso di fuori Icefield Horse, rimane a contatto Illy Pop Bar. A 400 dal palo non cambia assolutamente nulla, una frazione in 15,2, Irene Point che prova l'allungo, Icefield Horse che continua a seguirla, adesso cerca di ingambarsi in mezzo alla pista Illy Pop Bar, che dà il parziale, arriva accanto ad Icefield Horse, prova ad andare sulla testa della corsa. Irene Point è sempre in vantaggio, inseguita da Illy Pop Bar e Icefield Horse che confonde il passo. Irene Point è in vantaggio, ci prova Illy Pop Bar, lo scatto di Illy Pop Bar che va sull'avversaria. Illy Pop Bar che viene a vincere nei confronti di Irene Point. Al terzo finisce Inca Luis. 1.19 il ragguaglio cronometrico per la vittoria allo speed di Illy Pop Bar, Vincenzo Luongo per Paolo Romanelli, i colori della signora Karin Walter Mommert, la Saura da Vitruvio e Chloe Bar. Dalla terza posizione alla corda con uno scatto di 400 metri, vince di mezza nei confronti di Irene Point, mentre al terzo posto finisce di dentro Inca Luis.